Diamo la pubblicità e poi un appello alla brevità, nei limiti del possibile, anche se l'argomento è appassionante. Allora, credo che bisogna essere chiari. Allora, la riforma che abbiamo approvato in Parlamento, bisogna chiamarla nome e cognome, è un'attuazione possibile per quanto riguarda la situazione italiana di federalismo fiscale. Non è certamente l'avvio di uno Stato federale. Uno Stato federale ha bisogno di avere alcuni elementi istituzionali diversi, certo, la Costituzione, una sua magistratura, un rapporto federativo appunto tra Stati. Gli Stati Uniti mi sembra che pur sono riconosciuti come nazione unica, rappresentano bene, diciamo, quello che è nella prassi uno Stato federale. Quindi qui siamo su due piani diversi. Legittimamente si è scelto di fare quello che si ritiene possibile fare, perché voglio dire, l'ottimo è nemico del bene, no? Uno fa un passo dietro l'altro e cerca di arrivare a un risultato che sia accettabile. Questo sul piano, diciamo, della diatriba tra federalismo sì, federalismo no. Ma volevo anche aggiungere una ulteriore, e poi concludo, considerazione storica, anche se recente. Tutto quello che abbiamo sentito, io prima ho fatto l'esempio della Cechia e della Slovacchia, il nostro amico qui ha fatto l'esempio della Slovenia, eccetera. Allora, io credo che legittimamente come può diciamo, avvenire un'ipotesi di questo genere? Può avvenire solamente in due modi: o attraverso una crescita di movimento popolare assolutamente maggioritario che pone appunto la possibilità contrattata con lo Stato italiano di avere un referendum tipo la Scozia, o all'interno purtroppo di un fatto traumatico. Quello che è avvenuto in Slovenia è avvenuto all'interno di un fatto traumatico. Quello che è avvenuto nell'ex Jugoslavia è avvenuto all'interno di un fatto traumatico. Penso che è uno scenario che nessuno dei presidenti... Il Montenegro è figlio di un fatto traumatico, perché, no, è figlio, perché c'è la vicenda, c'è la vicenda del Kosovo, e nell'accordo internazionale sul Kosovo c'è l'imposizione alla Serbia di consentire il referendum al Montenegro. Vi interrompo, Palmerini avrà la parola per primo nel prossimo blocco, qualche istante di pubblicità. Bene, allora stiamo parlando, anche accalorandoci, ma il giusto, insomma, di indipendentismo veneto. Si è parlato di scenari più o meno realistici, di storia. Loris Palmerini. Allora, il problema è di mettere alcuni fatti importanti che riscrivono obiettivamente la storia sul piatto e ragionare su questi. Allora, intanto io non parlerei delle guerre civili che hanno visto la Jugoslavia come spauracchio per parlare di un legittimo indipendenza, di un diritto all'indipendenza. C'è un fatto da dire. Noi stiamo guardando alla Scozia in questo momento, mi pare invece che vorrei guardare proprio al Veneto, e quando dico Veneto penso che anche tutti gli interlocutori parlino del Veneto storico, non del Veneto tagliato sui confini di oggi, che è un taglio fatto dall'occupante. Cioè, voglio dire, a Pordenone parlano Veneto come lo parlano a Padova, quindi se si vuole parlare di popolo veneto bisogna prendere l'integrità del suo territorio, ed ecco che quindi anche il concetto regionale cade. Allora, nel 1946 il referendum monarchia-repubblica, io ho scritto questo piccolo libretto che ha già riscritto la storia, perché è stato ripreso già da un magistrato. Non avendo votato Istria, Dalmazia, Pordenone, Udine, Bolzano, Trieste e Belluno al referendum, il referendum monarchia-repubblica illegale. Cioè non è sanabile. Ma lascia il tempo che trova? No, non trova il tempo che trova, perché vuol dire che noi veneti abbiamo già un diritto legale, peraltro già riconosciuto dalla magistratura, al nostro autogoverno diretto immediato. È inutile andare a Roma, 10 anni di Lega al governo dimostrano che è inutile andare a Roma a chiedere il federalismo, perché il federalismo l'Italia non lo può dare, non è sostenibile economicamente. Un attimo, scusi che vorrei finire il mio ragionamento.
Sono 10 anni che la Lega è a Roma e non ha portato a casa nulla, non può portare... Per cortesia, Bitonci. Cerchi di essere io sono 10 anni che parlo di autogoverno, non ho ancora avuto la possibilità di esprimere una volta il pensiero completo, perché poi chi è nei media non dà la possibilità. Allora, 10 anni a Roma dimostrano che non si può avere neanche un briciolo di federalismo. Ricordo che la Lega ha addirittura dato soldi a Catania, a Napoli, tolto l'ICI e altre tasse federali, il contrario esatto. Quindi non è a Roma che si otterrà nulla, tanto più che a Roma è già stato chiesto un referendum per l'indipendenza 10 anni fa, anzi 12 anni fa quasi, e Roma non lo dà, ovviamente, perché i veneti e anche tutto il nord Italia non avranno mai la maggioranza parlamentare per poter chiedere queste cose. Quindi noi abbiamo nelle leggi il 100% del diritto di trattenere le tasse subito attraverso la Carta Europea per l'autogoverno. Di questo non parla nessuno e non c'è modo di spiegare alla gente. Quindi il seguito manca perché c'è una omertà e una censura dei media su quelli che sono i diritti umani del popolo veneto. Onorevole Bitonci. No, io capisco questi ragionamenti, li sento fare da tantissimi anni, però una cosa è fare i proclami, una cosa poi è cercare di lavorare per ottenere i risultati. È la stessa cosa che fanno i sindaci nel territorio. Un discorso è fare i grandi ragionamenti, dopo quando si va a elezioni bisogna prendere i voti, bisogna essere votati dalla gente, bisogna dimostrare di poter fare le cose. E io penso che, come si diceva prima anche il collega Gava del PDL... Ma del resto la Lega è iniziata così, Bossi andava in giro per Varese col megafono e sembrava un personaggio abbastanza eccentrico. Però il consenso c'era, è un po' diverso il discorso, perché un discorso è il fiume di folla, va bene, che segue i leader, i capi, un discorso è invece cercare di ottenere un consenso che non c'è, o fare dei ragionamenti quando il Veneto sta guardando da un'altra parte. Il Veneto sta guardando a una propria autonomia. Io vorrei capire sulla base di cosa Bitonci dice che l'idea indipendentista non ha consenso. E se non ce l'ha, ma io no, ma guarda, è un'affermazione gratuita di chi parla in nome degli altri. Ma perché voi credete di essere titolari di un ragionamento che tutti i veneti condividono? I veneti, gli stessi veneti si sentono veneti, parlano in veneto, perché lei non ha messo il bilinguismo nell'amministrazione cittadina? Ma cosa c'entra? Ma come cosa c'entra? Perché non ha... Non è che lei si fa imperatore del governo veneto e allora lei è titolato di fare questi tipi di ragionamenti. Faccia questi ragionamenti e basta. Però ricordo che prima ci vuole il consenso. Allora lei il consenso ce l'ha, lei è sindaco della cittadella. Vorrei sapere per poter fare le scelte e le leggi. Il consenso anche in Veneto. Signor Palmerini, io capisco che lei non ha avuto spazio nei media, però noi oggi non possiamo risarcirla per intero. Allora faccia un'ultima domanda a Bitonci e poi diamo la parola anche un po' agli altri. Ok, l'ultima domanda. L'ultima domanda, e forse anche l'unica, ai due sindaci: perché a livello del loro comune non applicano la carta sull'autogoverno dell'ente locale che dà il 100% delle tasse ed è una legge ratificata dalla Repubblica Italiana? Questa è la domanda. Cioè c'è già il federalismo in una legge europea. Vorrei capire perché non viene applicata. Perché è un assurdo, perché un ragionamento è prendersi un avviso di garanzia come io ho preso nel 2007 per un'ordinanza che va a tutelare i miei cittadini. Un discorso è dire ai miei cittadini di fare evasione fiscale, oppure dire ai cittadini di versare, è una cosa completamente diversa. Lei si pone anche in modo poco simpatico. Le leggi le rispettiamo e cerchiamo di cambiare l'Italia modificando queste leggi. Bisogna avere una maggioranza forte per farlo. Credo che la Lega dal basso stia costruendo con il consenso reale, cioè reale vuol dire dare le risposte ai cittadini. Questa è la via verso il federalismo che ha scelto la Lega per arrivare ad avere la maggioranza, per poter governare il Veneto e forse anche dopo andare a pesare molto di più nei luoghi dove si fanno le leggi, federaliste o no, nei luoghi dove si fanno le leggi. Una legge è stata fatta che sta dando soddisfazione a quelle che sono le esigenze del Veneto. Se andate dalle famiglie, tutti quanti, o le imprese, abbiamo voglia di avere qualche risorsa in più per investire nei nostri territori. E credo che questa risposta sia arrivata grazie a questo cammino vero della Lega.